I bambini di oggi saranno gli adulti di domani. Non è una considerazione scontata né retorica se la si inquadra in un processo educativo che intende farne cittadini sensibili alla propria realtà. Si inquadra in quest'ambito il progetto Kids Raiser, la magia del dono, che nasce dall'incontro tra le scuole primarie San Pio X e San Domenico Savio e il mondo dell'imprenditoria. Questo progetto vive con i bambini, per i bambini ed è creato da loro. Imparano attraverso l'esperienza a essere dei piccoli fundraiser, a capire quanto le loro azioni hanno un impatto sociale sulla vita degli altri. Un progetto sperimentale tra i primi in Italia, soprattutto per far conoscere ai bambini la logica del dono, chiedendo loro cosa avrebbero desiderato regalare ai futuri alunni della prima elementare. Una domanda posta attraverso attività giocose e laboratoriali. 20 ore che hanno aperto nuove sfide per i nostri ragazzi. Tutti gli approcci sono stati sondati, verificati dai tools attraverso l'approccio alla Harry Potter, alla realizzazione di un video per promuovere l'iniziativa a cura dei ragazzi, un'attività di brainstorming per raccogliere le idee dei bambini, perché l'idea di banchi e sedie regolabili nasce da loro. Noi non avremmo mai immaginato che l'obiettivo sarebbe stato questo, ma una ragazzina della classe l'ha proposto, si è proceduto con una votazione e poi l'iniziativa è stata abbracciata dal gruppo. L'obiettivo dell'acquisto di banchi regolabili per i bambini più piccoli è stata quindi accompagnata dall'idea di montare un video per proporre la cosa a genitori, amici e possibili sponsor. Loro è come se fossero un CDA di un'impresa sociale. Pensano un progetto, pensano a come applicarlo per tutto l'anno, studiare i dati, studiare i numeri e come poterlo realizzare davvero. Realizzarlo non per loro, ma realizzarlo per gli studenti che poi vivono la scuola un anno dopo di loro. Quindi è un lavoro che viene fatto da loro, con le loro mani, con le loro maestre.